44 squadre che si stanno sfidando in questo canale molto tecnico, perché subisce la marea e di conseguenza devono trovare quella giusta linea che ogni giorno cambia. 44 squadre e 21 paesi, la sfida internazionale nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po tra Loreo e Adria. Nella cornice del Canal Bianco Fronte Chiatte, il quinto mondiale per club di pesca a feeder, specialità tra le più popolari di questo particolare mondo agonistico. Una 3 giorni per appassionati, dalle prove alle gare vere e proprie, un weekend in una splendida cornice e territorio da scoprire. Non solo sport però, anche un indotto per l'intera area. Saranno presenti diverse persone di tutti i continenti, di tutte le nazioni, che saranno e visiteranno, attraverso quello che è uno sport, un loro piacere, una loro passione, visiteranno il nostro territorio. L'occasione per far conoscere questo scrigno di natura nel mondo e naturalmente per valorizzare tutto quell'indotto che è legato alla pesca sportiva. Sfida di tecnica e di cuore per le squadre impegnate nel mondiale, una organizzazione complessa anche dal punto di vista della sicurezza. Le forze di polizia stanno facendo un grande lavoro per assicurare il massimo della tranquillità ai partecipanti. Quindi è tutto il territorio coinvolto in questo importante evento. E diciamo anche che in questo momento particolare in cui arrivano notizie così brutte dall'Ucraina, ecco, ritrovarsi in una competizione sportiva animata dai migliori valori sportivi è un bel momento.